21, 20, 19, 18, 17. 16. Sappiamo già come andrà a finire questo conteggio. Arriveremo a 0. E poi inizierà Bailì! Vi prego, posso cantare la sigla? Vai, Vi prego. vai, vai. I'm gonna away. Ispirato alle alla... parole, cioè non è che Sono ispirato al maestro Bini. È presente? In effetti, bellissimo maestro Bini. c'è del maestro Bini in te, ma io chiudo la sigla e No, ma iniziamo. ancora Perché? questa roba. Allora devi imparare a usare il tasto che sfuma, cioè una levetta, devi sfumare. Ecco. Riprovo. Sì, dai, riprova. Vai. Ma no, ogni volta sta Lo gag. che riesce. Mi piace sfumare. Non è una gag, è proprio Il incapace. sfumo fa male, ragazzi. Lo sfumo lo fa bene. sfumo. Non si sfuma, dai. Va bene, ormai Bailly ritorna per l'ennesimo appuntamento, ma non può andare avanti senza aver fatto due chiacchiere con il nostro broker finanziario. Secondo me può andare avanti Anche secondo me, però lui si definisce tale, almeno si definisce come l'operatore olistico delle vostre finanze, il grande Meris Jacopone. Effettivamente da quando seguo lui il mio conto in banca è migliorato sensibilmente, posso dirlo. Ma potresti dirlo se fosse vero. No, Sì. ma che fosse una volta in cui ha detto una roba sensata. Vabbè, diamogli una possibilità. Diamogli, Colleghiamoci dai. col nostro Meris Jacopone. Ciao Meris. Ragazzi, scusate se devo finire una call. Strano. Immagino con chi, vediamo con chi sei. Marino, non è importante quante volte cadi, ma quante volte ti rialzi. Come i bello. tassi. Buttati, Marino, procedi con l'acquisto. Fidati di me, io sono il parapendio che ti aiuta a scavalcare la cresta delle montagne. Però. Ma ricordate che corde te è da tirarle ti. Penso che ci siamo capiti. Ciao Marino, lo so. chiudo la call perché ho un'altra call. Ciao ragazzi, Sì. sono qua. Ciao Jacopone, no. ma sto Marino te chiama sempre tutti i giorni. Sei un appressivo, sei un allarmista, sei un ansioso. Settimana scorsa le azioni su cui aveva investito che ha perso l'1,5%. Pare una tragedia. Adesso guadagna il 3% e mi vuoi portare fuori a cena. che costa più di quello che ha guadagnato con rialzo. Dimmi te se ha senso sta roba. Vabbè, però c'è da dire che sei bravo se non altro a gestire tutti questi clienti, questo sì. Sono sempre in call, ragazzi. Prima con Marino, adesso con voi altri, dopo con un'altra call, con un altro cliente. Posso dire Sì. che Sì. collioni. No, Marino. No, ma è dai, impossibile andare avanti Meris. così. È impossibile andare avanti così. No, Certo, no, no. bisogneria essere ricchi de famiglia come Gaetano, no? Ma non Bravo, è vero, bravo, ma perché bravo, devi dire? Ma cosa bravo, bravo? Non è vero, ma bravo. Meris poi tu lo dovresti sapere Bravo. che hai in gestione i miei risparmi. Voglio dire, Bravo. non è vero, non Non mettiamo è in vero, giro voce purtroppo false. mica siete tutti ricchi come te, Gaetano. ma non è vero. Che al posto di avere rodio di carta igienica te gai 50 euro rodo Ah, Ma però, non è bravo, vero. bravo. Ma non è vero. Come non dico è sempre, vero. se nel mercato piange, tu sii il suo Kleenex. Sì, fazzolettino Gaetano. Scrivete Ma sta cosa roba vuol qua. dire sta roba? Sì, fazzolettino. Sì, Ma cosa sì, fazzolettino? Ti Non capisci vuol dire niente, Gaetano? Non ti capisci. Ma non capisco niente di quello che dice o no? Cioè, vabbè. Meris, come stanno andando i mercati? Ragazzi, questo è un grandissimo periodo per investire. Sì. Poche migliaia di volte nella vita di un essere umano capitano momenti come questo. Poche- Addirittura. Se oggi arrivasse un alieno sulla terra io lo vedessi che direi gattomi euro che ti avanza. Facile. Scusa, cosa? E comunque a me spaventa investire, se posso dire, cioè preferisco nasconderli sotto il materasso, cioè sai come si si faceva dico una de volta. famiglia. Gaetano, Ma non è vero. Gaetano, adesso capisco perché casa tua che sei decine di letto. Non è vero. Ma non te è a stare vero. attento Gaetano, i skate sotto il materasso è sempre più difficile nasconderli. Certo. E poi da dove arrivano sti soldi? Certo, tu ricco di famiglia sappiamo da dove arrivano. Ma perché uno dovrebbe avere contante? Infatti adesso... Oggi è tutto digitale, tutti i pagamenti elettronici, stop Sì. al contante. Sì, sì. Pensa che l'agenzia delle entrate per scovare il nero ha fatto fare i materassi in memory. Anche se ti scondi il materasso si ricorda tutto. Ma non è vero. Prestiamo attenzione, tuteliamoci. Allora, smentiamo tutte queste voci che non è vero nulla, non è vera sta cosa del materassi. Mantengo riservo su questo Vabbè, dubbio. Ma Jacopone, come ti sei formato? Cioè, come hai fatto ad acquisire tutte queste conoscenze? Tutte queste conoscenze, quali? Guarda, devo tutto al mio mentore. Chi sei? Temito Petturè Boscolo, Temito Petturè Boscolo. grande economista afro-chiogioto che mi ha formato fin da giovane in età. Ma chi sei questo? Temito Petturè Boscolo penso che lo conosciamo tutti. No, Pensa che erano talmente legati che mi ha fatto da testimone delle nozze. Ah, bello, sì? però vedi. Mi sono sposato nel 2003 alle ore 17:30, ora di chiusura di Piazza Affari. Certo. Il giorno più bello della mia vita che mi ho chiuso con rialzo del 2-3%. Gran giorno allora. Scusa, ma che rialzo siamo No, non lo so. Comunque, Salutiamo il tuo mentore sì, allora. Temito Petturè Boscolo. Ah. Poretto è morto 2 anni fa, anzi, un saluto alla sua famiglia, un bacio. Temito ovunque tu sia. Vabbè, insomma, Che storia anche quella. Come è successo?
E ieri in monopattino elettrico su al costo di andare su a Asiago, che ha una casa anche molto bella, devo dire. Su Asiago in monopattino. Insomma, andando a Asiago che ha fatto uno scontro con un camion Scania e dall'impatto il camion si andava a finire solo dai tornanti. Scusa, il camion. Cioè, ma il tuo mentore immagino sia morto sul colpo dall'impatto. Ma che l'autista sì, il mio mentore è sopravvissuto, ma affacciandosi al guardrail per vedere il camion, si è scivolato che ha fatto un volo di 20 metri. Caduto a terra, è stato investito da una macchina, schiacciato del tutto. Quindi morto sul colpo? Ma che neanche un grafico. E la macchina però che ha dovuto buttarla via. Ma che sei Hulk? Ma per sicurezza si arriva all'ambulanza e portando in ospedale che ha fatto un incidente con un treno merci perché non funzionava il passaggio a livello. Certo. Un macello, una roba grande che chi arrivava sveniva, per i soccorritori sveniva. È là. Morto sul colpo. Ma che si è fatto due strisci sul braccio destro. Come è possibile? E il treno era divelto. Sì, vabbè. Ma per sicurezza io che porta via con l'elicottero. Insomma, arriva l'elicottero, Dottosetti con una fionda non tira mica un sasso, il sasso si incastra sul rotore, l'elicottero casca a terra e scoppia tocchi dappertutto d'elicottero da esseri umani. Ma Temito Petture Boscolo immagino sarà sopravvissuto. Unico superstite. Immaginavo. Non stavo a contarti tutta la faccenda, quello che è successo alla fine, perché sta storia a un certo punto comincia a diventare incredibile. A un certo punto, cioè no, prima no, a un certo punto. No, però scusa, mi sono curioso di sapere come che sei morto alla fine. Insomma, per farla breve, arrivo in ospedale per sbaglio che ha messo una flebo de ciannuro. Che sei morto sul colpo. Ma che ansia che ha detto. Vabbè. Signore e signori, se non avete problemi libererei il letto per chi ne ha veramente bisogno e andrei a casa. In quel momento si apre la porta della camera di degenza. Entra un medico neoassunto, uno che era in classe con lui alle superiori, che non si vedeva da 40 anni. E lo guarda che fa: Temito Petture Boscolo, sento ti. E dà lo spavento che ha fatto un infarto. No! Si vede che non si aspettava di arrivare il caro amico. Come? Morto sul colpo. Ma dai! Oh, te tocca. Ho capito però. Ragazzi, viviamo oggi perché il sole domani potrebbe non sorgere mai. E sto parlando di morte, no di nuove. Ma che razza di storia è questa? Cioè, senti, Jacopone, possiamo, meglio se ci salutiamo, via. Infatti, Stavolta proprio ci lasci con 0 consigli, 0 del numero. Gaetano, sottolineo che ci ha ricordato l'importanza di vivere il presente. Bravo Pippo, bravo. I ricchi come Gaetano spesso lo danno per scontato. Bravo. Ricco. Ragazzi, bisogna che va a versare la borsa di New York con me e Ciavi. Ricordate, articolo 20, investi oggi o te ne penti. Ciao Maris. Maris. Io ancora mi chiedo l'utilità di alcuni ospiti come Maris Jacopone in questo podcast. Educazione finanziaria, Gaetano. Infatti... Ma che vorrei un minimo di educazione nel pensare che questo sia interessante o meno. Non dà un'informazione che sia una. Ci può essere di peggio. No, te prego, guarda, di peggio di Maris Jacopone c'è Saverio. Saverio è con noi anche oggi. Saverio, grazie ragazzi per avermi invitato anche oggi. No, non ti ha invitato nessuno, Saverio. Io. Saverio. Sostami. Ascolta, te come mai contate che a volte che se andai in luna di miele ma magari beccare api? No, poveretto. che Quindi sei sposato anche, Saverio? No, era luna di miele dei amici miei. Ah, ok. Ormai insieme. Sì, beh. Te mai contate che a volte che se andavo a vedere una partita di Lazio e l'Aquila si è venuto a beccarmi? No! Vedi Proprio che comunque la natura ti sta dando un segnale, cioè che ce l'ha con te come che ce l'ho io. E te mai contate che a volte che ho giocato a baseball imbriaco per chi ha detto che il scopo del gioco era ciappare una balla? Guarda, vabbè, grazie. Grande Saverio. No, grande no, ma comunque guarda, che è una roba che mi dà più fastidio di Maris Jacopone ed è Saverio se i soghi de Pippo. Ed è arrivato il momento del gioco, signore e signori. Il gioco tra Marco e Gaetano. Abbiamo fatto l'unplane, Gaetano. Abbiamo fatto l'unplane. No, allora, ragazzi, in questo quiz voglio testare la vostra intelligenza. Perché un quiz. Sì, tanti si stanno chiedendo: ma chi sei più intelligente tra Marco, Pippo e Gaetano? Ma è una domanda proprio mal posta. Esatto, chi sei più intelligente tra Marco e Gaetano? Perché Pippo lo escludiamo. Mi fa misso quello che vi fai domande per non dover rispondere. Ma vedrai che la prossima puntata vi stupirò. No, sì, guarda, vabbè, dai, no spoiler, vai. No, ma è come le telenovelas, no? Bisogna tenere sempre attivo. il filo. La prossima
prossima puntata succederà una roba. Va bene, allora, questi sono degli enigmi, ragazzi. Sì, Una sì. serie di enigmi, vediamo chi riesce a risolverne di più e più velocemente. Dialetto italiano. In italiano questa Ah, volta. Sì, questa volta sì. In italiano e li Sì. hai scritti tu, è incredibile. No, infatti podcast evolve. No, i Gokopia su internet, ragazzi. ok. non pare. Vai, Allora, trovate la parola misteriosa che collega queste 5 parole. Ah, tipo come la La ghigliottina, ghigliottina. esatto. Chiudere, Chiudere. bue, Bue. vetro, ciclone e ciclope. Occhio. Sì, Occhio del facile. ciclope, occhio, sì, vabbè, Gaetano no, 1-0. Questa era facile. Sì, però e prima è era facile. facile. Allora, sempre questo meccanismo. Sì, Pronti? sì. Pronti? Ragno, nero, osso, debito, acqua. Ecco, ecco, Ragno, avevo nero, io. debito. Quindi una parola che corregga Ragno. ragno, nero, Nero, osso, ragno, debito, osso. acqua. Brainstorming su acqua. Dai, forza per l'acqua. aiutarci. Cerchi? Sì, cerchi, oppure- l'acqua. oppure- Cioè No, limpidezza, profondo. Ragno, No, non non ci ci siamo. siamo. Non ci siamo, non ci Nero, siamo. Nero, ossigeno, Nero. idrogeno. Brainstorming su nero. Nero, dai. nero, beh, Vai. nero quando non fai fattura. No, tipo- no. Nero, Cosa l'uomo c'è? nero. Sì, cosa c'è Sì. di nero ancora? Si dice. C'è il mantello di Batman. Troppo Nero, complessi, il raga. buio. Sì. Il buio. buio, attenzione, Buio, cioè, oscuro, allora, oscuri- ci siamo quasi, oscurità, siamo- oscurità, Ragno, buio, ragno, nero. ragno. Ci siamo Ragno, quasi. ragno, Allora, uomo ragno. No, Cosa c'entra no, con- no. Uomo Quando- nero, giusto, ci niente, fosse non ce la fate, non ce la No, fate. no. Debito. Debito, Quando debito, abbiamo un debito, se Sì. dice indietro, quasi, ho fatto Un ciodo. un Un buso. Buso, buco. Sì, perché non cavare un ragno dal buco. bravo. È Osso, difficile, buco, ragazzi. questo debito. Ho fatto un buco. L'acqua. Un buco sull'acqua, è vero. È nero. Buco nero. Buco nero, buco giusto, nero, giusto, ok. giusto. Vabbè, 1-1, Vai. pareggio. Attenzione, questa è difficilissima, ragazzi. Qual è quell'invenzione antichissima che permette di vedere attraverso i muri? Qua non so se... Gli occhiali a raggio X No, che questa- vendeva su Scorpio. No, O l'intrepido. Ah, No, Anche. io la so. Vai. Io la so. Vai Gaetano. Perché sono stato geometra, per cui so questa cosa. Qual è? Zia Salutiamo. Finestra. È a finestra, bravo Gaetano. Sì, era una cagata, Marco, scusami. Ma è bellissimo. Perché riesci a cioè, vedere attraverso? Guarda che qua Ripetimelo. L'invenzione antichissima con cui riesci a vedere attraverso i muri. È la Bellissimo, finestra. la finestra. ciao. Perché Guarda, posso dire dai, che sono molto contento di questo. Cioè, questo mi piace arrivendo, sta mi roba. arrivendo. Ti arrivendo. Sì, 2-1 con per questa- Gaetano, però ce ne Vai, sono altre ragazzi. due. Ci sono altre due, quindi attenzione. posso fare 4-1. insomma. Scusa, ma secondo me che tutti i geometri in questo momento che dicono anche Gaetano era geometra. Ah, sì. Sì, sì. Allora, il Vai. signor Cragnotti ha 5 figlie. Ogni figlia ha un fratello. Quanti figli ha in totale il signor Cragnotti? Aspetta, Cragnotti era quello della Lazio? No, non c'entra. Non sta c'entra. stare. No, perché può cambiare. Guarda che è da concentrarti su. E ora, Ha questo 5 figlie. Allora, uno che ha 5 fiore, no? Ogni Sì. Il signor figlia Non è che se me la Cragnotti. scrivi in Cragnotti. dialetto, capisco. Quindi ne ha Forse- 6 figli. Perché Cragnotti? indovina Marco, Perché attenzione. se sono sorelle hanno un fratello che è comune. Sì, Ah, Il signor Cragnotti è uno. Ma io ero fermo al fatto che Cragnotti fosse o non fosse ma il non presidente della c'entra, Lazio. non Ti c'entra. giuro che mi non sono sta c'entra. zitto perché devo proprio pensare il collegamento a Pensa Cragnotti al della È il Lazio. serveo E invece dell'uomo. no, e invece no. Invece no. Bene. Ci siete? Ci Sì, siamo. possiamo ci Questa, siamo. ragazzi, è l'ultima ed è la più Sì, difficile. questo Ok, lo vedo l'ora. ok. vai. Inizia per B e contiene una sola lettera. Ecco, avevo io. Inizia per B. E contiene una sola lettera. I ragazzi stanno pensando, per chi ci Inizia- ascolta e non vede Aspetta, la questa è trasmissione. difficilissima. No, ma Si stanno mettendo le allora, mani io sui non capelli. riesco a non smettere di Inizia pensare per- che Pippo ha fatto un gioco bello stavolta. Sì, questo è difficile. che ne- Ma perché ho copiato su internet e altre Esatto. volte mi E inventavo? secondo me non Ah, sa neanche diciamo. il perché delle Inizia risposte. per B E contiene una sola lettera. Posso fare la telefonata a casa di aiuto? busta. Sì, grandissimo La busta. Marco. Un applauso per Marco, Guarda, bravo. ragazzi. Ti faccio l'applauso perché non avrei mai detto busta e in effetti è busta. Bravo, bravo. Bravo. Non so se vince questa o la finestra di prima. E vince la sfida Marco Zuin. Ancora una volta Gaetano si dimostra l'ignorante del trio comico. Ma dai.
Come effetto, Marco, come effetto a essere sì. sempre il migliore, il più brillante rispetto a Gaetano. No, non dire così, non dire così. No, vogliamo sfatare un mito che sono il meno intelligente del trio? Vogliamo sfatarlo questo mito? Sfatiamolo, Siccome siamo arrivati al momento della mia rubrica, Sì, perché certo. ricordiamo a chi Giusto. sta ascoltando Bailly, il nostro podcast, che ognuno di noi prepara una sua rubrica, di cui gli altri due non sono a conoscenza. Esatto. Quindi oggi, Sentiamo. in questo momento, ho portato una rubrica meravigliosa con la quale voglio sfatare un mito, perché molti mi ritengono un uomo molto affascinante, di gran classe, Sì. dal Sì, gusto certo. ricercato, esperto di moda, cocktail, locali scambisti. Ecco, sì, soprattutto. Sì. che vita hai? Ma una di queste cose, cioè, voglio dire, una delle cose di cui sono particolarmente fiero è che sono un grande appassionato di scienza. Certo, ma infatti, vado a casa dei gai in bagno sul water che è sempre Focus Junior, tutti i numeri. Aspetta, scusa, dobbiamo anche dire una cosa. Di solito i giornali sul bidet. Perché noi altri se la mettiamo tanto con i francesi che non ha il bidet, ma il bidet non è per No, l'uso usare igienico. i giornali. Certo, quindi i francesi fondamentalmente sono meno acculturati di noi. Esatto. Perché dove appoggiano le riviste? Bravissimo. Nella mia libreria, il bidet porta riviste, ho appunto Focus Junior e tutta una serie di trattati di scienza con la quale insomma mi diverto a studiare. Insomma, In bagno, la naturalmente. scienza, lo sappiamo tutti, questo non serve replicare, insomma, spiega tutte le cose, no? Sia della Terra che dell'universo, tutte, non proprio tutto, per carità, però è in grado di spiegare un sacco di fenomeni tipo, non so, fisici, chimici, l'arcobaleno, no? certo, I tuoni, certo. i lampi, queste cose che sono affascinanti. Mamma, che Cioè, roba. beh, è una roba o tipo spiega un sacco di cose, chiaro, non spiega proprio tutto, tipo se tu perché la notte ti svegli e sbatti sempre il mignolo sullo stesso spigolo del mobile, questo non lo spiega. Aspetta. C'è un scienziato in onda in grado di dirci perché questa cosa? sbattiamo il detto menello? No, il tetto menello non ce lo spiega, No, però perché nessuno ha ancora fatto la camera tonda? Senza spigoli. Che per esempio eviterebbe almeno di notte di sbattere, no? Bravo. Un percorso guidato fino al bagno senza spigoli. Bravissimo, Tondeggiante. bravissimo. La Tondeggiante. scienza magari non spiega proprio tutto, però magari può spiegarti anche il perché tu comunque metti in fila tutta una serie di nomi di santi, poeti, animali che pronunci proprio uno dietro l'altro quando ti sbatti. succede. Certo, quello sì, quello lo spiega. Allora, per celebrare la mia grande conoscenza scientifica, io voglio inaugurare oggi la rubrica Adesso te spiego, nella quale vi spiegherò alcuni fatti a cui solo la scienza può dare una risposta. Inizia la rubrica Adesso te spiego dell'ignorantello Gaetano. Grazie. Però poteva essere anche ripreso un titolo che facevamo noi agli spettacoli, che era Scienza pretesa. Scienza pretesa. Vai Pippo, annuncio. No, mese passava magia di dire Scienza pretesa. Esatto. Ma voi mi prendete in giro, ma in realtà io che mi interrogo spesso su questi quesiti scientifici, tipo l'altro giorno stavo guardando una serie TV, The Last of Us, non so se l'avete vista, tratta da un famosissimo videogioco che naturalmente ho giocato. Perché non ho un sacco di tempo. Certo, perché lui oltre a leggere di scienza tutto il giorno, il resto gioca. Enrico De Famiglia. Ma non questa è una bugia che D'altronde. ricollego tutto quanto alla scienza, per cui in questa serie TV succede che un fungo infetta le persone, prende il controllo del cervello trasformandoli in una specie di zombie. Che fungo? Allora io da lì mi sono scusa, chiesto, che fungo dovevamo saperlo che non mangiamo? Un finferlo, una sbrisa, un ma porcino. nel tuo caso se non finferlo, perché serve euse que o non serve una sbrisa. Secondo me se a sbrisa perché i zombie sbrisa. Cosa Sai che c'entra? coi cammini sbrisa. Vedi, però il tuo non è un approccio scientifico al problema. in generale. Perché in generale nel cervello che non c'è scienza nella tua testa. Invece io che è ho scienza niente. Esatto, io che invece ho un approccio scientifico, cosa ho fatto? Ho subito cercato se la scienza aveva fatto delle ricerche in tal senso. Certo. Cioè? E ho scoperto che qualcuno ci aveva pensato. Cioè, tipo, ipotizziamo che da domani stesso arrivi un'apocalisse zombie causata da un fungo. Facile. Una bada sbrisa che ha infettato il mondo. Esatto. Fermo restando che noi altri tre, insomma, saremo anche tranquilli perché è il fungo che ha bisogno di un serveo a cui aggrapparsi nel caso nostro. Con noi non attecchisce. Bravissimo. Esatto. Però, tipo, la scienza si è domandata: l'uomo no, ma quale animale rimarrebbe immune a questo fungo? Allora, tipo il vitello? Vitello no. No, Vitello no, è tenero. no, ma poi ragazzi, lo sappiamo tutti, cioè le scaloppine di vitello coi funghi. Se a morte sua. No, aspetta, ha fatto la battuta e allora ti meriti un bel... No, pensavo che ti dicessi che il Non si vitello saprebbe. va dai zombie che litiga, che dice tu si vedeo. Esatto. Abbiamo altre battute del No, genere? basta, Oppure... Tipo, potrebbe essere il migliore amico dell'uomo, il cane?
Il cane? No, perché se lo zombie è il suo padrone, anche il cane dovrebbe diventare zombie. Non lo so. La scienza non me l'ha spiegato, per cui secondo me questa non è una risposta. Okay. Il migliore amico del cane che è l'oca? L'oca? Sì. La scienza dice che il migliore amico del cane è l'oca. Perché? Non lo so. Ma comunque dice, perché il cane poi è lui che ti dice sono io il tuo migliore amico, sono il tuo migliore amico, intanto il migliore amico del cane io lo so il motivo, perché il cane dice dov'è il mio migliore amico e l'oca risponde qua. Esatto. Allora vi dico, è il coccodrillo. Quindi ripiloghiamo. Se un fungo ciappa il cervello delle persone che diventa zombie, chi si salva? È il coccodrillo. E come fai? E come fa? Il coccodrillo come fa? Non a caso si dice come fa. Non c'è nessuno che lo sa. No, perché in realtà lo sa la scienza. Scienza, spiegami perché il coccodrillo sopravvive con i zombie. Perché il coccodrillo è un animale apparso più di 83 milioni di anni fa. Ma tu te lo ricorderai, immagino. Certo, è chiaro che sì, non così anziano, ma comunque la scienza documenta il fatto che lui si è evoluto tantissimo nel corso degli anni, cambiando forma del muso, ad esempio, la dentatura, le zampe, a volte addirittura cambiando forma dell'intero corpo. Si è trasformato da coccodrillo a valigia, stivali, cintura, chiaro. Maglietta. Diciamo che lui è voluto cambiare. È voluto cambiare. Bravissimo. Un attimo. Vai. E perché si sono evoluti? Ce lo spiega la scienza. Brave. Perché si dice che proprio il loro sistema immunitario si è evoluto perché era sempre a contatto con i microbi della palude dove vive. Per forza. Poi combattendo l'uno con l'altro poteva ferirsi e quindi non si infettava come invece si infettano gli altri animali. Proprio e quindi perché diciamo ha un sistema lui immunitario molto più forte. È già stato forgiato dalla vita in caso di apocalisse zombie. Resiste a batteri, funghi, virus. Io non ho mai visto un coccodrillo con raffreddore o la dissenteria. Effettivamente con la dissenteria. Metti con l'allergia che aveva un po' le lacrime del coccodrillo, sì. Eccola, però ragazzi, c'è il dato è questo. La scienza ci dice che il coccodrillo resiste anche ai virus. Grazie, Gaetano. Siamo sicuri che qualcuno invece comunque si estinguerà anche prima dell'apocalisse zombie. E secondo me è l'amico di Pippo. Saverio, cosa dici riguardo al coccodrillo, alla scienza? Dico che mi ero già a estinguermi la settimana scorsa, perché te ho mai contato che a volte che si sta colpito da un dolore compreso tra lo SCAG 7 e lo SCAG 9. Cioè? SCAG 8. Per questo motivo, se un giorno scoppiasse un'apocalisse zombie, la scienza non sa spiegarsi come Saverio. Ma io non lo so, guarda, se così ebete che neanche la scienza. Ma la scienza ci dice che 7 più 7 più 7 fa 21. Proprio come la durata di Baigli, che in questo momento sta per finire. Noi vi invitiamo alla prossima. Un saluto da Marco, Pippo. Ciao. Baigli è il podcast originale di Marco e Pippo, il trio comico. Cercaci sui social o sul nostro sito www.marcoepippo.com. Ciao persone!